L'unità di crisi in questo momento è in riunione, tutti i direttori generali degli ospedali del Veneto assieme al presidente del Veneto Luca Zai. A preoccupare è anche la situazione di Padova. Qui dal 1° marzo i ricoveri nei reparti Covid non gravi sono raddoppiati, triplicati quelli nelle terapie intensive e infatti ai 29 posti che l'azienda ospedaliera universitaria aveva dedicato ai malati gravi Covid, da oggi vengono aggiunti altri 18 all'interno dell'ospedale Sant'Antonio. Un battesimo di fuoco per il nuovo direttore generale Giuseppe Dalben, e allora sentiamolo. Preoccupa molto, quindi facciamo subito un appello alla comunità, alle persone, perché veramente, come dire, ci aiuti con dei comportamenti che ormai conosciamo tutti: l'uso della mascherina, il distanziamento sociale, il non frequentare luoghi affollati, affinché veramente la pressione sugli ospedali si riduca. Siamo passati dal 1° marzo con 8 persone in terapia intensiva, siamo arrivati a 28 e quindi è un aumento molto importante nel giro di pochissimi giorni, che sta a significare come il virus ci sia, viaggi molto velocemente e colpisca anche molto duramente. Siamo in zona universitaria, lo vedete, qui le lezioni sono in parte a distanza, in parte in presenza, ma sono sempre più numerose anche le aree che osserveranno la DAD dai prossimi giorni. Allora abbiamo parlato con Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, e le abbiamo chiesto che cosa significa la DAD per i giovani oggi, e con questa intervista vi salutiamo. Sicuramente questo è quello